Un drone salvavita da utilizzare in caso di emergenze come alluvioni o frane per far arrivare laddove non sia possibile con altri mezzi farmaci salvavita. Lo stanno sperimentando da un anno i ragazzi dell'Istituto Ipsia Galilei di Castelfranco, primi in Italia a testare un oggetto volante con queste funzioni, portato anche in mostra alla Fiera degli Inventori di Roma e pronto in giugno 2015 a volare a Londra a rappresentare l'Italia al Science on Stage. La possibilità di utilizzare questi droni per portare dei farmaci che possono salvare la vita delle persone è qualcosa di molto importante. Il lavoro è quasi terminato, il drone tra 6 mesi potrebbe essere pronto a lavorare sul campo, ma il condizionale è d'obbligo perché il mezzo va ultimato e perfezionato, ma per fare questo sono necessari fondi, circa 10.000 euro. Per questo, grazie al progetto della Fondazione Nord-Est che ha selezionato 10 scuole del Triveneto, anche l'Ipsia Galilei ha avviato un crowdfunding per raccogliere finanziamenti. Portare a termine questi laboratori significa per i ragazzi realizzare un sogno e far decollare un modo nuovo di fare scuola. Dove i giovani possono essere utili anche al mondo economico, alle imprese, perché le imprese possono raccogliere le idee che vengono dai giovani. Andando sul sito Fab Lab Scuola è possibile fare la propria donazione. In base all'importo versato si riceverà un gadget diverso per sentirsi parte di un progetto, perché per i ragazzi che vi stanno lavorando l'importante è che chi contribuirà possa seguirne passo passo l'evoluzione, anche visitando, chi lo volesse, i laboratori dell'Ipsia. È un'emozione grandissima perché comunque è un aiuto anche per noi, non solo per le altre persone. E quindi è un progetto che noi ci teniamo a realizzare.